Miglio per cavalli di categoria F in 11 al via, Valpicetto Jet Ufted Mar, Pensiero Adri, Vancouver Ongi, un grande Ido Show Business in prima fila, Tedo FKS, Tropical Spring, Timast, Unity di Poggio e Ulisse LL in seconda. Favori per Unity di Poggio, numero 10, Antonio Vitiello in sediolo. L'alternativa principale è Ufted Mar, numero 2. Vediamo la partenza. Con la velocità iniziale di Pensiero Adri che assume l'iniziativa superando Uftedmar, e all'esterno c'è anche un grande Ido che va subito a chiedere strada e a ottenerla probabilmente. Vediamo, Pensiero Adri e un grande Ido alle prese, lottano ma passa, si avvantaggia. Numero 4 Vancouver Intanto la Ongi rottura di Vancouver squalificato. oggi, rientra invece Pensiero Adri che evidentemente intende correre al comando. Un grande Ido però spinge e ne scaturisce un parziale violento in 14,7 che soprattutto nei secondi dai 200 ai 300 metri molto sostenuto. 29,2 il quarto iniziale. E così al comando è sfilato un grande Ido con spesa su Pensiero Adri, all'esterno c'è già Unity di Poggio, c'è già, scusate, il numero sì, 10 Unity di Poggio, mentre in terza posizione è rimasto Uftedmar, 45,2, il passaggio ai 600. Cerca ora di moderare l'andatura, un grande Ido e Unity di Poggio gradualmente l'avvicina, si trascina Tedo FKS, poi anche Ulisse LL che ha preso posizione al largo. Chiusa alla corda invece c'è Uftedmar al largo, sposta anche Valpicetto Jet che era nelle posizioni di retroguardia davanti a Show Business. Intanto 1 minuto e 9 decimi per gli 800 e chilometro che se ne va in 1.16,2. C'è stato un rallentamento in questa fase della gara, ora attacca però Unity di Poggio, va su un grande Ido che replica. I due alle prese, seguiti sempre da Pensiero Adri alla corda che all'esterno Tedo FKS, poi sposta anche Uftedmar. Siamo ora sulla curva conclusiva a metà della quale si avvantaggia Unity di Poggio, ma Tedo FKS che scatta al suo esterno. Intanto un grande Ido in lieve calo, siamo completamente dalla piegata, ingresso in retta d'arrivo con Unity di Poggio che prende vantaggio nel finale. Unity di Poggio viene così a vincere nettamente, mentre per il secondo posto è un Pensiero Adri ancora che riesce a prevalere su Tedo FKS. Al quarto chiude Uftedmar 1.14,8, 29,1 a chiudere, però vittoria agevole, più netta di quanto non appaia sul traguardo per Unity di Poggio. Antonio Vitiello in sediolo, la quota crollata a 1,97 in chiusura, ma Unity di Poggio ha dimostrato di andare più forte di questi e ha vinto davvero una bella corsa. Bel secondo posto comunque per Pensiero Adri al secondo, dopo aver partecipato alla fase iniziale più veloce. Al terzo Tedo FKS che precede Uftedmar e un grande Ido nell'ordine. Il successo quindi per Unity di Poggio, Antonio Vitiello, Team Goccia d'Oro, la quota di 1,97 al tot.